e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Ciò che indossava era questo. A partire dall'alto una maglietta bianca di cotone a manica corta e girocollo. Questa era infilata in una gonna di jeans, anche quella di cotone, che finiva appena sopra le ginocchia e con una cintura in vita. Sotto tutto questo c'era un reggiseno di cotone bianco e mutande bianche, anche se probabilmente non abbinate. Ai miei piedi scarpe da tennis bianche, il tipo di scarpe con cui giochi a tennis e per finire orecchini d'argento e lucida labbra. Questo è ciò che indossavo quel giorno, quella notte, il 4 di luglio del 1987. Potreste chiedervi perché è importante o perché io mi ricordi ogni capo di abbigliamento con questa precisione. Vedete, mi hanno fatto questa domanda molte volte. L'ho ricordato molte volte questa domanda, questa risposta, questi dettagli. Ma la mia risposta così attesa, così prevista, sembra vuota in qualche modo visto il resto dei dettagli di quella notte, durante la quale a un certo punto sono stata violentata. E mi chiedo quale risposta, quali dettagli vi darebbero conforto, potrebbero darvi conforto a voi, miei inquirenti, che cercate conforto laddove, ahimè, nessun conforto può essere trovato. Se solo fosse così semplice, se solo potessimo mettere fine allo stupro semplicemente cambiandoci d'abito, ricordo anche che cosa lui stesse indossando quella notte, anche se, è vero, nessuno me l'ha mai chiesto. Vi abbiamo letto Ciò che indossavo di Mary Simmerling. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pomeriggio. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Scusate, questa è l'altra metà supplente della radio, perché Laura Ravetto non c'è, ma ci ha mandato una bravissima supplente che già conoscete. Eccola qua, la potete vedere sul canale 252 del Digitale Terrestre, il nostro canale Twitch o quello YouTube. Potete vederla anche sulla nostra app e naturalmente la potrete ascoltare tra poco sul nostro canale DAB. Signore e signori, io sono Antonino Danna, ma lei è Antonella Lettieri. Buon pomeriggio e ben trovata. Buon pomeriggio a tutti, è un piacere di tornare. Intanto ringrazio Laura per l'immensa fiducia e veramente mi fa tantissimo piacere tornare dai radioascoltatori di Radio Libertà, perché sono veramente tanto calorosi e quindi è un piacere mio immenso venire a casa vostra. Il piacere è tutto nostro, cara Antonella, e ancora una volta so che sostituirai degnamente la nostra Laura, che si scusa, ma questa puntata purtroppo non ha potuto tenerla, e dalla prossima la ritroverete. Allora, perché io ho letto questa poesia? Gradirei che lo spiegassi tu, per favore. Allora, il 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulla donna. Questa poesia bellissima affronta, mette a fuoco una tematica importante che è quella della violenza sessuale. È una poesia che ha dato spazio e voce anche a una mostra itinerante di Emergency che prende proprio il titolo da questa composizione, come ero vestita. Come eri vestita è la domanda più frequente che viene fatta a una donna vittima di stupro. E la poesia vuole porre proprio l'attenzione su quanto effimero può essere per una donna vittima di violenza rispondere a questa domanda. Infatti viene elencato come era vestita. Lei dice: ricordo perfettamente come ero vestita, e la parte finale chiude in una maniera molto amara. Dice: ricordo perfettamente come era vestito anche il mio aggressore, ma nessuno me lo ha mai chiesto. Perché questo? Emergency ha anche aperto una petizione che è possibile firmare,
La mostra, ripeto, è itinerante, io spero di portarla anche in Campania perché è una mostra che fa un viaggio psicologico all'interno della violenza sessuale, di che cosa può essere uno stupro per una donna. Racconta la violenza attraverso questi abiti, non c'è solo l'abito di una donna, ma ci sono abiti di tantissime donne più o meno giovani, ad accomunarle è stato questo abuso sessuale. Si passa da banali jeans con t-shirt a costumi da bagno, ad abiti eleganti. Quello che si vuole porre l'attenzione è sulla stupidità di porre un interrogatorio che soprattutto in Italia viene fatto in una maniera che non dà dignità alla vittima. Ricordiamo che l'articolo 36, paragrafo 2 della Convenzione di Istanbul dice proprio che bisogna dare attenzione alle vittime, bisogna rispettare ciò che hanno vissuto e non far reiterare il ricordo della violenza. Ipotizziamo una donna, una bambina che viene abusata. Dover rivivere continuamente psicologicamente quella scena serve a qualcosa se non a renderla in qualche modo responsabile. Perché partire da un interrogatorio dicendo come eri vestita, cara, è come se porre alla vittima un senso di responsabilità. Ricordiamolo che la violenza sessuale è tale perché è un atto sessuale, brutale, in cui c'è una chiara certezza, l'abuso, ossia il non consenso da parte della vittima in quel preciso momento. Quindi se si parte dalla considerazione di che cos'è un abuso sessuale, bisogna partire anche dalla consapevolezza che quando si fa un interrogatorio la vittima è del tutto innocente in merito a quell'atto che ha subito e in cui non ha copartecipato. Quindi bisogna avere attenzione. Ne abbiamo purtroppo in Italia l'articolo 609 bis del codice penale che fa molto discutere. Perché? Io sono una psicoterapeuta, però mi presto un secondo a spiegarlo, spero di farlo degnamente, perché che cosa fa? Assimila la violenza a una specie di presa d'atto, ci deve essere un fattore scatenante di questa violenza, quindi ci deve essere o una malinterpretazione di una fisicità, una malinterpretazione di un gesto. Questo articolo va a mettere le basi su qualcosa che è sbagliato, perché pone la vittima in condizioni di doversi difendere da ciò che ha subito. Quindi la vittima passa dalla una violenza subita al dover difendersi e legittimare il fatto che lei è vittima e non è copartecipe dell'atto. Ora ditemi, è possibile tutto questo? Quando la Convenzione di Istanbul ha ben specificato che le vittime di violenza devono essere tutelate anche durante le inchieste, quindi deve essere messa al centro la salute psicofisica della vittima. In Italia questo non avviene purtroppo, in altri paesi anche, e questa poesia, come ero vestita, denuncia tutto ciò. Ci porta a prendere consapevolezza di un dato fatto. Chi è vittima, chi è colpevole, la violenza sessuale, la dicitura stessa implica una non presa di colpa, nessuna intenzionalità da parte della vittima di subire quell'atto. Punto. Su questo partiamo e su questo siamo fermamente convinti. Quindi bellissima la poesia, invito a vedere la mostra perché è importante e parlare di violenza sessuale è sempre buono perché è un fenomeno attualissimo. Purtroppo i dati non sono in diminuzione e coinvolgono tantissime giovani e giovanissime e donne adulte in tutto il mondo, non solo in Italia. Appunto. Vorrei dire anche questo, è sempre il caso di ricordare un aneddoto, se mi permetti. All'inizio degli anni '70 in Israele ci fu un'ondata di stupri e qualcuno andò dall'allora primo ministro di Israele, che era Golda Meir, se permettete, e disse: "Beh, allora forse dovremmo mettere un coprifuoco per le ragazze, dopo le 8 della sera non dovrebbero uscire di casa". Golda Meir guardò chi aveva avanzato questa proposta con sommo disprezzo e gli chiese: "E perché non mettiamo invece un bel coprifuoco per i maschi?" Cioè, il punto è che forse prima di arrivare, a parte il fatto che io trovo veramente idiota la domanda a lei com'era vestita, io credo che la donna sarà realmente libera quando potrà camminare anche per Quarto Giaro
alle 2 del mattino con una maglietta del genere "baciami subito che ne ho voglia" e nessuno le torcerà un capello. Il problema non è come è vestita, a te non te ne deve fregare niente. Il problema è che razza di maschi abbiamo mandato in circolazione per le strade di questo paese. O no? Purtroppo c'è un pregiudizio culturale che accompagna il giudizio, che è sempre sbagliato, perché questo non è neanche il pregiudizio, ce lo dice stesso la parola, viene prima del giudizio, prima della conoscenza, e ciò che viene prima della conoscenza partorisce sempre ignoranza, Esatto. perché non si può giudicare senza sapere. Purtroppo il nostro retaggio culturale italiano, soprattutto al sud Italia, è quello di un'Italia ancora molto maschilista, e anche nell'opinione pubblica spesse volte si sentono quelle frasi che fanno male alle donne, dette spesse volte dalle donne stesse. Se l'è cercata, ma che andava a fare a quello lì in mezzo alla strada, ma la madre non la vede come va vestita. Questo è uno strascico veramente di un retaggio culturale che va combattuto, soprattutto nelle scuole, nei giovani, nelle nuove generazioni, perché il vero successo è la promozione di pensieri liberi. Un uomo libero è un uomo che è anche certo riguardo alle posizioni, no? Ce lo diceva anche il famoso De Crescenzo, no? Diceva: abbiate paura dell'uomo che ha una fede convinta e quella è. L'uomo Esatto. d'amore è un uomo pieno di dubbi. Quando vedrete una persona che partorisce dubbi dalla mattina alla sera, non lo chiamate insicuro, è un uomo intelligente, perché non ha la verità in tasca, non se la va raccontando, la va cercando nella vita. Esatto, sono quelli che non sono quelli che poi prendono le decisioni irrevocabili, dice In Così parlò Bellavista, un romanzo che credo tutti dovrebbero leggere, perché è un romanzo che parla prima di tutto all'anima, poi dopo spiega Napoli, tutto il resto, ma prima di tutto parla all'anima e la distinzione appunto tra i popoli dell'amore e i popoli della libertà. Senti Antonella, ma la particolarità, visto che ci avviciniamo appunto al 25 novembre, come al solito vedremo scarpe rosse, panchine rosse e quant'altro, però resta il fatto che comunque in questo paese, quando si parla di femminicidio, c'è sempre quello col ditino alzato che dice: "E vabbè, ma tanto non c'è già l'articolo 581 del codice penale che condanna l'omicidio?" E che differenza c'è allora tra un atto di violenza o comunque un omicidio e un femminicidio? Ce lo spieghi? Allora, il termine femminicidio è un neologismo creato veramente da tanto tanto poco, e serve proprio per differenziare ciò che è un omicidio normale, quindi l'uccisione di una persona generica, a quello che è un'uccisione specifica, ossia di una Mh-mh. donna, ragazzina, bambina, per mano di un uomo. A differenziare questo tipo di omicidio da un altro tipo di omicidio è il movente. Il movente nel femminicidio è ben specifico, ed è quello di concludere con un atto violento un sistema di assoggettazione psicologica, fisica a danno di una donna. Quando non si riesce, oppure in alcuni casi è un'escalation di assoggettazione fino ad arrivare alla distruzione totale con l'atto di uccisione della vittima, a meccanismi ben specifici, ed è quindi stato giusto creare questo termine ad hoc per identificare un dato tipo di omicidio che ha delle dinamiche ben specifiche, adducibili all'odio verso una donna, adducibili alla soggettazione, alla mancanza di libertà che si vuole dare a questa donna. I femminicidi sono tantissimi nel mondo, non è vero che le statistiche sono in discesa, e l'Italia ne racconta veramente tanti ogni anno. Non solo il femminicidio, l'uccisione, ricordiamo che è solo un possibile finale, ma quando parliamo di violenza psicologica, fisica, a danni di una donna, parliamo soprattutto di violenza domestica, perché viene consumata nell'ambito della sfera familiare.
E molte donne non vengono uccise, ma passano una vita intera ad essere vittime di violenza, di questa violenza specifica a proprio danno. E non è mai poco parlarne, perché il problema sta proprio a monte nella denuncia. Molte violenze si consumano in silenzio. Il Covid ci ha insegnato purtroppo che le violenze continuano, e anzi durante il forzato lockdown sono solo che aumentati i casi di violenze domestiche, e su questo dobbiamo veramente pensare e riflettere. Esatto. Poi la psicologia ha studiato tanto il fenomeno del femminicidio, ha studiato tanto il fenomeno della violenza domestica. Spesse volte si è passato a vedere l'identikit dell'abusatore, quando in realtà sarebbe più opportuno, a mio avviso, parlare dell'identikit della donna vittima di violenza, perché banalmente si può dire, ma lei perché non si è ribellata, no? Oppure magari dire, ma quello gliel'aveva detto che era voleva l'ultimo incontro per lei, ironizzando in maniera veramente brutta. La donna vittima di violenza ha un identikit ben specifico, va riconosciuto, perché proprio su di lei bisogna intervenire. Ricordiamo che gli studi di psicologia che sono stati condotti adducono alla donna che subisce soprattutto la sindrome di Stoccolma. Molti la conoscono, è conosciuta, che è la sindrome della donna che subisce, dell'uomo che subisce la violenza e prova amore per il suo aguzzino. In molti casi, soprattutto in America, fu famosa quella ragazzina che rimase segregata in casa fino ai 18 anni, dicendo che poi aveva avuto i figli da quest'uomo, più volte si era potuta ribellare, scappare, e non l'aveva mai fatto. Si era spiegata questa cosa con la sindrome di Stoccolma. Perché? La si studia anche negli animali, è quella sindrome che giustifica perché un animale cresciuto in cattività, in una gabbia, sono stati fatti proprio degli esperimenti con i gorilla, bruttissimi esperimenti che però ci hanno spiegato. Veniva messo l'animale selvatico all'interno di questa gabbia. Inizialmente lui provava a uscire, però riceveva sempre la scossa elettrica, fin quando, abituandosi a quello stimolo, che quindi era inutile ribellarsi perché dalla gabbia non poteva uscire, passati gli anni potevano pure lasciare la gabbia aperta, l'animale non usciva, non c'era più nessuno stimolo a ricercare la libertà. La sindrome di Stoccolma è la sindrome tale per cui la donna vittima di un forte stress reiterato nel tempo, di violenza domestica, inizia a spostare le sue energie per sopravvivenza sugli aspetti positivi della vittima, del carnefice, e non sulla brutalità che opera verso di lei. Perché ricordiamo, chi adopera sì, poverino, bisogna violenza non lo fa capirlo. sempre. Certo. La maggior parte degli uomini sono violenti solo in casa, fuori sono uomini simpatici, uomini disponibili. Quindi c'è questa dissonanza tra i comportamenti che la ritroviamo anche nella sindrome della donna maltrattata. Walker infatti fa uno studio bellissimo dove spiega il perché queste donne poi non si ribellino. È molto chiara la sua descrizione, dice guardate la violenza ha un ciclo basato su 3 periodi che si vanno sempre a riprendere, a riconcatenare uno con l'altro. Il primo è l'accumulo della tensione, quindi tu conosci quest'uomo e mano a mano si accumula questa tensione, diventa sempre più geloso, sempre più possessivo, sempre più irascibile, e quindi c'è questo accumulo di tensione e tu ti abitui mano a mano a questo stress che aumenta sempre, fin quando poi dopo non si tramuta nell'aggressione e nelle percosse. Quindi che c'è? Si passa da questa fase di tensione crescente fino all'atto definitivo di violenza, che subito dopo passa alla cosiddetta fase di luna di miele. Questa è pericolosa, perché durante la fase della luna di miele quest'uomo si pente, chiede scusa, adduce scuse dicendo me l'hai provocato tu perché sei troppo bella, me l'hai provocato tu perché gli uomini ti guardano, me l'hai provocato tu perché non mi dai amore, non mi dai sicurezza. Quindi la donna vive questo contrasto tra forse è colpa mia, realmente lui si è pentito,
È un rapporto ambivalente che la porta a cadere sempre nel solito circolo vizioso, che si ripete così tante volte in concadenanza. Cosa avviene? L'isolamento della vittima, perché chi è vittima di violenza si vergogna a raccontarlo, inizia, per non aumentare l'escalation di violenza, tende a non uscire più con l'amica, a farsi vedere meno per strada, a non frequentare più i parenti. Non c'è più quella socializzazione che gli può permettere l'apertura, gli può permettere la pulizia mentale di comprendere che ciò che sta vivendo è sbagliato. Questo ciclo di violenza è pericolosissimo ed è all'interno di questo ciclo di violenza che si può comprendere come agisce e perché tante donne non denuncino il loro aguzzino. Alla base c'è pure un libro bellissimo, Le donne che amano troppo, dove vengono analizzati i casi di donne vittime di violenza e la psicanalisi ci insegna una grande verità. Tutto nasce dall'attaccamento nei primi anni di vita. Le donne vittime di violenza, come gli uomini che perpetuano la violenza, raccontano storie di abusi dell'infanzia, famiglie disfunzionali, dove per disfunzionale si intende che non c'è un meccanismo sano di accoglienza. Bowlby parlava dell'attaccamento ambivalente. Cos'è l'attaccamento ambivalente? È un attaccamento che produce persone, bambini non sani, adolescenti non sani, adulti patologici, dove c'è una madre che, mentre è accogliente, abbraccia il bimbo, improvvisamente lo picchia o non gli dà le cure che deve. È una madre che paradossalmente crea nel bambino un contrasto cognitivo, dove il bambino non comprende cosa sbaglia, comprende che qualcosa farà, ed è così, è un dato di fatto, perché poi il bambino non si può difendere, il bambino non si difende, come per antonomasia il bambino è fragile. Quindi crescendo si abitua che la violenza, il non amore è un qualcosa di normale che accompagna l'amore, e così facendo entrerà in un meccanismo sbagliato dove amare vuol dire anche soffrire. Invece Fromm nell'arte di amare ci racconta una verità universale che dice: l'amore genera amore e crea amore. Non esiste un amore un po' malato, non esiste un amore che fa un po' soffrire. Le donne vittime di violenza raccontano storie di non amore verso se stesse e si perdono nell'impossibilità di essere amate da chi non le ama, perché non c'è amore per chi non si ama. C'è un linguaggio sbagliato. Allora va preso a monte. Se noi andiamo a vedere gli abusi sessuali, soprattutto a danno dei bambini, chi lo ha studiato è del settore come me, vede che anche a livello culturale c'è una differenza tra il bambino e la bambina. Il bambino vittima di violenza domestica spesse volte diventa un bambino antisociale, inizia a protestare, ad essere aggressivo e violento, spacca tutto, non riesce a scuola ad essere controllato, mette in atto dei meccanismi aggressivi. Le bambine vittime di pedofilia, le bambine vittime di estrema violenza domestica, soprattutto anche da parte della madre e del padre alcolizzato, tossicodipendente, sapete che cosa fanno? Hanno l'oggetto di attaccamento, prendono una bambola, un pupazzo, uno solo, in cui si identificano e curano in maniera eccessiva quella bambola, quel pupazzo. Se voi prendete delle bambine vittime di pedofilia, vedete che la prima cosa che creano addosso alla bambola è la mutandina, o mettono un adesivo nella parte genitale della bambola, protezione, no? A dire: io ti proteggo perché qui ti fanno male. Ed è allucinante l'attaccamento, la premura che hanno verso quell'oggetto. Nel tempo questi bambini, soprattutto queste bambine, iniziano a pensare di amare il malato, no? Io ti curo, la sindrome della croce rossina. Esatto. Per questo è molto facile trovare prostitute le cui mamme erano prostitute e che hanno iniziato loro alla prostituzione. È molto facile trovare nelle famiglie degradate, dove ci sono scene di violenze, di alcolismo, bambini vittime di pedofilia. C'è un racconto, la storia si racconta. Quello che fa male è che noi sappiamo tutto ciò e non mettiamo in atto la cosa principale.
che è la prevenzione. Ricordiamoci che noi in Italia possiamo, attraverso i servizi sociali, attraverso i pediatri, riuscire ad indagare, attraverso le scuole, riuscire a intercettare questi bambini vulnerabili e sottrarli a questi meccanismi disfunzionali. Solo sottraendoli tu eviti questo tipo di violenze, perché ricordiamo che la famiglia disfunzionale è disfunzionale tutta e va preservata. È molto più facile non rendere una donna sensibile al femminicidio curando la bambina che era e non andando dopo a farla cambiare, perché ci vogliono anni e anni e anni di psicoterapia. Allora Antonella, io ti chiedo però un momento di pausa, torniamo subito e poi dopo Mia Martini, gli uomini non cambiano e apriamo i telefoni allo 0266203529. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
Gli uomini che cambiano sono figli delle donne, sono figli innamorati come te, siete sempre sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è sempre l'altra metà supplente della radio, la rassegna stampa di Radio Libertà, che oggi vede al posto della nostra Laura Ravetto Antonella Lettieri, che vi ricordo essere responsabile appunto per le pari opportunità della Lega in Campania, quindi precisiamo anche il suo ruolo istituzionale, oltre a essere una brava psicologa e psicoterapeuta. Antonella, ma allora io intanto vi ricordo 0266 2039 se volete essere dei nostri attraverso il telefono, oppure 346 642 7756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o WhatsApp, che dir vogliasi. Antonella, ma allora la domanda che io ti pongo è appunto: come si allevano, come si fanno crescere degli uomini che non odiano le donne, per fare una parafrasi di Uomini che odiano le donne, la famosa Millennium Trilogy di Stieg Larsson. A te chiedo, come nascono invece gli uomini che amano le donne? Io penso O che per quantomeno le antonomasia rispettano, se non amano. Quantomeno le rispettano, che è la cosa fondamentale. la psicologia dello sviluppo ci insegna una grande verità, dice il bambino nasce puro, a meno che non ci sia qualche problema neurologico, quindi qualche disturbo neurologico, quindi adducibile alla genetica, di per sé il bambino nasce puro. E poi diventa espressione del contesto che lo partorisce e che lo cresce e vive. Per far nascere crescere uomini migliori bisogna essere madri e donne migliori. Riparto, sarò veramente logorroica, ripetitiva, però una madre che è madre di un maschio e di una femmina e culturalmente accetta che la femmina si rifaccia il letto, il maschio no perché è maschio, che la femmina l'aiuti ad apparecchiare perché lei è femmina, il maschio no perché è maschio, che il bambino vada a scuola calcio, la bambina per forza danza. Mi dite voi come nasce un maschio maschilista? Ecco come nasce e cresce, attraverso un'educazione sbagliata, attraverso un'educazione che non è libera da stereotipi, che ripeto, sono figli di un'età che non è più nostra. Non lo è più. Per favore, non lo è. E volevo dire, no? Perché spesso mi si chiede, qualche volta, spesso mi è stato chiesto, dottoressa, ma come faccio a trovare una persona che mi aiuti? Chi è questa persona che mi può aiutare veramente? Io dico sempre la solita cosa, la trovi nello specchio. Esatto. Nello specchio. Chi è la persona che ti amerà di più in assoluto? Quella che vedi nello specchio. Chi è la persona che ti può dare forza? Quella che vedi nello specchio. Noi siamo un'energia che neanche immaginiamo. Noi siamo forza, siamo tutti. Da noi c'è un detto napoletano bellissimo che dice aiutat che dite aiuto. Che vuol dire semplicemente se tu ti aiuti e ti dai lo slancio, hai già vinto, sei già sulla strada vincente. E questo mi sembra un'ottima idea. Abbiamo una telefonata in linea, Antonella. 2 anzi, le prendiamo in rapida successione. Pronto, chi è là? Allora, forse posso parlare, sono io, Walter dal Friuli Venezia Ciao Giulia. Walter, Ciao. ben trovato. Bene. Allora, senti, volevo prendere un secondo e anche un po' di spunto. Innanzitutto dicevo alla dottoressa che io provengo da 35 anni di volontariato e ho operato con i centri di salute mentale 24 ore di Palmanova e l'Artisana, e l'associazione si chiamava Psichiatria. Okay? Io non sono uno che non parla così a vanvera, sono un nonno e quindi ho un'esperienza da padre, da uomo, da padre e quindi successivamente anche da nonno. Allora, mi fa piacere ascoltare queste cose, però vorrei dire anche a noi della Lega che dovremmo cominciare a parlare di pari opportunità anche da un altro punto di vista. Le occasioni che abbiamo avuto noi come associazione di volontariato, ci siamo occupati di familiari e della parte psichica, abbiamo sempre operato con psichiatri, è quella di dire che le pari opportunità vanno prese anche per gli uomini.
non se ne parla mai, ma la violenza è anche sugli uomini. La violenza è anche sugli uomini e sarebbe ora di cominciare a parlarne in maniera approfondita, perché sennò diventa uno slogan quello di parlare continuamente, ci mancherebbe altro, della violenza sulle donne, della quale la sinistra si è impadronita di questa operazione colossale, come dell'antifascismo. Cioè sono delle cose, le cose vanno prese per bene. Allora prendiamole davvero per bene, non parliamo solo delle donne, parliamo della violenza sulle persone e la violenza soprattutto sui maschi. E vorrei sentir parlare anche noi, la Lega, della violenza che stanno subendo tutti questi extracomunitari che poi diventano comunitari, che vanno nelle nostre scuole e che vanno pochissimo nelle scuole perché poi le famiglie li tengono in casa e la violenza che loro subiscono non è denunciata da nessuno e ce n'è tantissima nei ragazzini e nelle ragazzine che provengono da altri paesi. Questa è una cosa che secondo me, se vogliamo partire bene quando parliamo di queste cose, bisogna sempre avere il coraggio di non fare una bandiera ma di parlare della questione. A questo punto voglio dire, al di là della nostra amica, collega leghista che si occupa di pari opportunità, direi che potremmo parlare moltissimo di questo argomento anche con persone magari che sono così fuori dal nostro giro politico, se vogliamo metterla così, ma che magari possono parlarci in maniera diciamo, più legata al buon senso, se vogliamo dire, e se vogliamo anche alla grande esperienza che magari si sono fatti con il problema. Però parliamone in modo aperto. Le pari opportunità devono essere pari opportunità anche per gli uomini. Io ho dei nipoti, ne ho 2, che sono già da piccoli un pochino violentati dalle donne. Gli dicono che sei un ciccione, sei questo, sei quest'altro. Non voglio entrare tanto nell'argomento, però la violenza non è solamente quella dell'uomo nei confronti della donna, e qui c'è di mezzo la mamma che non gli ha insegnato questo, quest'altro, quell'altro, che a mio parere, con tutto il rispetto, sono un po' delle pippe, ma parlo da volontario, quindi da uno che entrava nelle famiglie. Dobbiamo cominciare a parlare davvero di questa cosa in maniera, come dire, piatta, ok? Ci mettiamo un bianco sopra e cominciamo a parlare di tutto quello che è violenza, sulle donne e sugli uomini. Ciao, grazie mille per avermi dato la possibilità di poter parlare. Ciao. Prego, Antonella. Un intervento molto sostenuto e molto ampio questo del nostro Walter. Allora, io ringrazio Walter perché ha detto una grande verità. Noi oggi siamo qui a parlare in maniera specifica del femminicidio, Walter lo ripetiamo, perché il 25 novembre è una giornata internazionale contro la violenza sulla donna. Ne abbiamo parlato quindi in maniera specifica perché le giornate internazionali vanno onorate e quindi è nostro dovere affrontare perché nascono proprio per dare questa maggiore sensibilizzazione. Bisogna averla tutto l'anno, però è doveroso in prossimità di giornate nazionali intervenire ad hoc su quella che è la tematica della giornata. Per questo stavamo parlando in specifico dei femminicidi. La violenza è indubbio che va contrastata a 360 gradi, partendo dall'anziano al bambino fino all'animale. Noi siamo contrari alla violenza in generale. Fortunatamente la giurisprudenza ci dà una mano e quindi tutela tutti gli esseri umani, tutti. In specifico noi abbiamo parlato di quello che era un paradosso giudiziario in merito allo stupro che c'è in Italia e le varie opportunità. Le varie opportunità nascono per garantire un'equità sociale. Ecco, quando si parla di equità sociale subentra e entrano a gamba tesa nel diritto di intervenire i padri separati, che ripeto io le ascolto e in Italia ce ne sono tanti, padri che purtroppo non hanno veramente gli stessi diritti delle madri. In linea di massima è vero, ce lo dice la giurisprudenza, viene assegnato sempre l'affidamento, se non è congiunto, prevalentemente alla madre. Un padre separato fa fatica, anche se è un buon padre, a legittimare quelli che sono i propri diritti genitoriali. E in cui le patrie opportunità devono intervenire a gamba tesa perché bisogna fare tanto. C'è da fare tanto e di più. E la Lega è un impegno che si è preso. La disabilità, parliamo della disabilità, il nostro ministero, c'è la Locatelli che è bravissima, che è subentrata adesso come ministro.
Tu parlavi delle malattie psichiche, io ti dico una gran cosa, una mia battaglia che porto avanti e spero di poterla portare avanti anche con la ministra Locatelli è quella della dignità della disabilità psichica, perché viene data tanta dignità alle disabilità fisiche e non viene contemplata una disabilità che non è tangibile perché non si vede, non è visiva, però è psichica e che fa paura. La disabilità psichica è una disabilità che oggi in Italia forse ha poca dignità. C'è un iter lungo prima di arrivare ad accertare che c'è una disabilità. Le famiglie vengono abbandonate a se stesse. Ricordiamo che quando all'interno di una famiglia c'è un disabile che ha una disabilità fisica, sai, ti abitui, una soluzione la trovi, la riesci a trovare, ma quando c'è una disabilità grave psichica, con la legge Basaglia che chiuse i manicomi, ha chiuso dei lager, però non ha dato grandi prospettive per altro. Oggi ci sono delle famiglie, e ce ne sono tante, che hanno malati antisociali, borderline, schizofrenici gravi, che passano da ricoveri a stare a casa. E credetemi, una famiglia che accoglie un disabile psichico è pesante, perché sono imprevedibili. I disabili psichici sono persone che per antonomasia fanno paura, sono inamabili dai più. Le famiglie veramente supportano un sacrificio perché sono disturbanti all'interno di un sistema familiare. Quando tu hai un familiare all'interno che è schizofrenico, antisociale, psicotico grave, è disturbante per tutti il sistema, una vita serena non la si può avere perché c'è un'imprevedibilità di fondo di un membro che destabilizza in continuazione, crea un sistema disfunzionale che è pericoloso e qui le pari opportunità, le disabilità vengono un po' meno perché non si riesce ancora a risolvere, a dare un giusto contributo alle famiglie affinché riescano ad avere serenità pur non avendola. E in questo ha ragione, le pari opportunità sono tanto, il femminicidio è una piccola parte, ma oggi era giusto onorare e spiegare questo, perché poi dopo affinché le nuove generazioni comprendano, perché credetemi, per noi magari è scontato dire la differenza fra omicidio e femminicidio, ma se io vado in una scuola superiore o vado dal fruttivendolo sotto casa, sapete che non me lo sa dire, non sa dare un senso al 25, è per questo che ne stiamo parlando. Però ha perfettamente ragione l'amico, io lo ringrazio, lo abbraccio perché fa tanto nel suo piccolo, è portatore di un fare buono ed è vero, le politiche sociali devono abbracciare più aree, ma noi cerchiamo di farlo, solo che c'è un mare immenso ed è vero, la politica entra il buonsenso e quando c'è la politica del fare c'è spazio per tutti, anche per chi ha bandiere politiche diverse, c'è spazio per chi mette le mani in pasta, per chi fa. Io non mi stancherò mai di dirlo, noi della Lega siamo un partito operaio che ci sporchiamo le mani con tutti quelli che vogliono fare. E sì, c'è bisogno di tavoli tecnici con chi è del settore, perché solo chi è a contatto tutti i giorni con le disuguaglianze può spiegarcele ed indicare una via di risoluzione. Non è il grande professorone che da solo si chiude nel suo circuito intellettivo e fa giurisprudenza, ha bisogno di ascoltare chi vive le associazioni di categorie, i familiari, i diretti interessati, solo attraverso uno studio, una raccolta di un'inchiesta, ecco perché ci sono le grandi inchieste, no? Per comprendere e poi riuscire a trovare delle soluzioni che siano reali e non siano fittizie. A noi le soluzioni fittizie non servono a nulla, servono i fatti. I fatti aiutano le persone, siamo qui per questo. Le varie opportunità sono aperte a tutto. Oggi abbiamo dato questo piccolo spazio alle donne, concedetecelo. Antonella, senti, una domanda che esula dalla trasmissione di quest'oggi, però siccome se ne parla ogni 2 per 3, pare che in Italia questo sia diventato uno dei problemi più fondamentali. La famosa pacca sul sedere che ha dato Memmo Remigi. Ora io dirò una cosa e ovviamente non giustifico il comportamento che egli ha tenuto,
Ma voglio dire, dove sono finite quelle ragazze a cui le mamme insegnavano se ti mettono un dito addosso tu girati e mollagli uno schiaffone da fargli cadere 32 denti? Perché, voglio dire, se capitasse a te, scusami, tu non ti gireresti a tirargli uno schiaffone da far perdere 32 denti, come minimo? Allora, io vi racconto questo piccolo aneddoto. Mio padre è sempre stato un appassionato di cavalli e ahimè un grande giocatore di cavalli, e ci portava fin da piccoli all'ippodromo ad Agnano. Ora, per chi è della zona sa cos'è l'ippodromo ad Agnano, e io passavo i venerdì e sabato sera dentro all'ippodromo ad Agnano a puntare sui cavalli. E sono cresciuta saurosa. Ricordo che una volta a 16 anni ero carina, dai. A 16 anni siamo tutti un fiore. Ricordo questo ragazzo, io camminavo che stavo andando a giocare questa partita, questo tris vincente, come diceva mio padre, e sì, mi disse quanto sei buona e mi diede sta paccata, ecco. Io però sono cresciuta in mezzo alla strada, io mi ritengo una ragazza di quartiere, e non gli diedi solo pugni e schiaffi, anche calci, ma io sono sempre stata un maschiaccio. Il fatto è questo, che non bisogna avere anche buon senso. Ad esempio, un mio professore che mi diede mi ricordo una volta, mi diede un abbraccio forte, era un abbraccio forte da papà, non era un abbraccio forte di chi voleva. Lo capiamo quando un gesto è disturbante o meno, comprendiamoci. Non bisogna, il problema dove nasce? Nasce proprio nella donna che deve percepire cosa è per lei un disagio, cosa non lo è. Il mio professore che mi abbracciò forte, io lo sentì che era affetto. Il ragazzo che mi diede la paccata lo sentì che era spavalderia, e io quindi forte. Il problema è anche che non mi piacciono le strumentalizzazioni a me. A me non piacciono quelle. E purtroppo spesso in televisione ci sono delle strumentalizzazioni. Cioè, secondo Allora, te la via d'uscita da questa storia quale sarebbe stata? ma io non l'ho seguita nello specifico, che è stata una conduttrice che ha avuto una... No, Che cosa è? niente, c'era questo programma con Serena Bortone, il programma del pomeriggio, erano lì assiepati davanti alle telecamere, Memo Remigi aveva davanti questa che in altri tempi aveva fatto la cantante dei Gazzosa, ti ricordi Gazzosa? WWW, mi piaci tu? Sì, Ecco, sì. e a quanto pare ha allungato una mano e le ha dato una palpata sul fondoschiena. Che gli ha fatto lì per lì? Lei non ha fatto niente, però lui è stato cacciato dalla trasmissione. Allora, cacciarlo è lecito, la colpa ci sta, non lo doveva fare. Ragazzi, non lo doveva fare, però non mi piacciono neanche, dico la verità, certe persone che strumentalizzano il gesto. A me se un gesto mi dà fastidio, io non è che ho non siamo motori, come era il diesel che a scoppio ritardato. Ci Sì, ci scaldiamo mette mano un po' a mano. carburare, i vecchi diesel erano così, ci mettevano un po', poi si Allora, assestavano. io non amo personalmente in generale le persone che sono vecchi diesel. Per me una reazione per essere vera è standard. Cioè, E mi lei si piace doveva girare e tirargli uno schiaffone da fargli perdere mi 32 piace denti. un po' di stile al momento. A me piacciono le persone vere. È facile costruire e pubblicizzare su. Il messaggio è chiaro. L'abuso sessuale non va bene, il palpeggiamento non va bene. Se a palpeggiarsi che siano i fidanzati, che si piacciono, che è consensuale. Deve essere tutto consensuale. Se non è consensuale non va bene. Però non ci ricordiamo 100 anni dopo, per favore. La reazione deve essere imminente. È come la scossa elettrica. Oppure come il fuoco, che faccio? Appena mi avvicino col dito mi scotto subito, o sto là a farmi bruciare, poi mi ricordo il giorno dopo. Ragazzi, non strumentalizziamo. Purtroppo in televisione soprattutto c'è molta strumentalizzazione. A me quella non piace. Il comportamento va condannato, la reazione è giusta perché dei comportamenti sbagliati vanno puniti, come quel professore, e c'è stato quel caso eclatante di quel professore che ha dato il pugno nello stomaco all'alunno perché lo aveva veramente massacrato l'animo. Ci sono quei video dove lui deride questo professore in una maniera indegna, veramente l'ha portato all'esasperazione.
È comprensibile forse umanamente che il professore proprio non ce la faceva più, ed è corretto che sia stato cacciato, perché la violenza non va legittimata, soprattutto nelle scuole, perché non è né uno strumento pedagogico né uno strumento educativo. Però ragazzi, contestualizziamo ogni cosa. Quella reazione è stata una reazione istintiva, prendiamola per quella che è. Ci spiega che la scuola è una trincea, comportamento sbagliato, sì, punibile, assolutamente deve essere condannato, però non condanniamo il gesto e non analizziamo il fatto. Sì, e comunque se Questa voleva cosa fare... anche per la signora della gazzosa, ha avuto un po' di pubblicità, il gesto è stato sbagliatissimo. E ripeto, a me quello che non piacciono è le strumentalizzazioni e le persone che sono a diesel vecchio tipo. Appunto, ma poi aggiungerei anche un altro fatto. Sì, il professore è stato ripetutamente deriso. Non è necessario, qui siamo sempre al solito discorso tra autorità e autorevolezza. La prima volta che faceva il pirla lo chiamavi interrogato, professore, e gli schiantavi un 4 che che Dio solo lo sapeva come glielo dovevi scrivere, e gli facevi fare media con tutto il resto. Al secondo giro in cui faceva il cretino, vieni interrogato, vediamo se hai voglia di fare il cretino così. Professore, un altro bel 4. Al terzo 4 mandava a chiamare la famiglia. Guardi, questo qua fa il pirla e io lo chiamo interrogato, non sa niente, quest'anno lo bocciamo. Basta. No, ripeto, i professori, oggi per essere professore, che veramente la scuola superiore è diventata una trincea, credetemi, è una trincea la Come no scuola che lo è? superiore, dove i ragazzi per spavalderia deridono il professore. Non è che tutti hanno una struttura psicologica così forte. Voi immaginate un supplente al primo incarico che non è neanche forte di una professionalità e lo ammazzano. Sì, Veramente c'è bisogno di un'attenzione anche rivolta ai professori. Io inviterei, a me è piaciuta molto la reazione della madre di quest'alunno, che ha detto: io non difendo mio figlio è una persona che si è comportata male, mi vergogno di essere sua madre. Ha esatto. Fatto bene. Fatto bene, gli ha sottolineiamo la insegnato reazione l'educazione. intelligente della madre. Ha voglia. Antonella, noi abbiamo finito. Big Ben ha detto stop, per cui al piacere di ritrovarci prima o poi. Io ti voglio ringraziare di questa supplenza. Credo sia stata una bella puntata, molto interessante per chi ci ha ascoltato. Per cui, che dire di più? Grazie davvero, grazie di cuore. Noi ci salutiamo con una bella canzone d'amore che hai scelto tu, Tiziano Ferro, La vita splendida, uscita quest'anno. Chiudi tu. Allora, per me è un arrivederci e basta, chiudo con quella cosa che avevo detto prima. Dopo, finita la trasmissione, appena avete tempo, guardatevi allo specchio e ditevi che siete belli, dentro e fuori. Grazie ancora. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Antonella Lettieri e Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato l'altra metà della radio.